Temperature miti e cielo terso. È stata una Pasquetta baciata dal sole, quella di Fiera di Primiero in Trentino, dove il centro del Sabato Santo ha ospitato il tradizionale appuntamento con i mercatini pasquali, tra prodotti tipici, abbigliamento, dimostrazione degli antichi mestieri e grandi sculture in fieno. Possiamo trovare prodotti tipici o artigianali del Primiero o semplicemente godere di una bellissima passeggiata nel centro di Fiera di Primiero sotto le pale di San Martino. Ormai da quasi una decina d'anni organizziamo i mercatini di Pasqua, un'idea di altri commercianti per animare il centro di fiera, per dar visibilità a Fiera di Primiero e proprio appunto a tutto il centro, a tutte le attività che fanno parte del comitato organizzatore di questo evento, attività che sono commerciali piuttosto che ristoranti, bar, albergatori anche fanno parte di questa cosa, per dare visibilità oltre al nostro centro a tutta la valle in realtà, perché i clienti arrivano, vedono noi, attraversano la zona pedonale e poi hanno possibilità di girare un po' nei dintorni, nei vari paesi qui intorno a noi. Questi mercatini primaverili, che si protraggono fino a domenica 28 aprile, bissano il successo della notissima edizione invernale e prevedono anche momenti musicali e di gioco per i più piccoli, che possono salire sui poni, vedere da vicino pulcini e coniglietti oppure osservare la schiusa delle uova. Si cerca di animare appunto un po' per tutti. I bambini sono una parte molto importante, considerando poi che il comune è un comune family, quindi c'è il distretto famiglia vocato appunto a questa cosa per i bambini. Non so se avete visto, ci sono i pony, ci sono gli animali. Si cerca un po' anche di far conoscere la realtà locale alle persone che vengono a trovarci, ecco, perché non tutti conoscono i nostri animali, non tutti conoscono la realtà rurale, se vuole, della zona. Ad organizzare la kermesse è l'associazione Fiera Insieme. Tutti i commercianti che aderiscono a Fiera Insieme si uniscono per addobbare il paese, per renderlo più ospitale per tutti i turisti. Effettivi organizzatori e manovalanza, diciamo così, siamo una decina, 12-15 persone più o meno. I soci del comitato sono una cinquantina. Va appunto a varie attività, come dicevo prima, c'è il bar, c'è il negozio d'abbigliamento piuttosto che l'alimentare, una cosa un po' varia. Tutti quanti cercano di mettere qualcosa della propria attività e delle proprie idee in queste organizzazioni. Impossibile non notare che Fiera di Primiero è vestita in rosa, fiocchi, ruote di bicicletta e magliette di cartone sono appese un po' ovunque, qui come nei borghi vicini, a cominciare da Siror, dove ogni fontana è decorata a tema. Tutto il Primiero è in trepida attesa del Giro d'Italia, che passerà da San Martino di Castrozza e da Passorolle in 2 giorni distinti, il 31 maggio e il 1 giugno. È una bella visibilità per noi, per la zona, sperando nel bel tempo, che così vedranno le bellezze delle montagne, dei paesi, speriamo sia un'ottima cosa. Il Giro è un'ottima vetrina internazionale anche per la promozione turistica di tutta la zona.